Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati e naturalmente tanti auguri di buon Natale. Apriamo questa nostra edizione con l'intervista esclusiva al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che nei suoi auguri di Natale ha parlato anche come Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, ruota libera di tanti temi d'attualità, dalla guerra in Ucraina alle tante famiglie in difficoltà a causa del caro bollette. Ascoltiamo le sue parole nell'intervista di Lorenzo Maier. Intanto buon Natale. Grazie, altrettanto a tutti voi. E Venezia come ha vissuto quest'anno? Venezia si è ripresa dal punto di vista direi del turismo, quindi anche di quella che è la fonte principale del reddito di Venezia. Venezia però ha delle sofferenze che non sono legate tanto al turismo quanto al suo futuro. Venezia è una città che deve recuperare, diciamo, un po' la sua identità di civis. Una città deve essere prima di tutto abitata. Ecco, i primi alleati di Venezia, i primi amici di Venezia sono i veneziani. È ai veneziani che è affidata proprio la nostra città. Bisogna che si decida allora se Venezia la vogliamo tenere come una vetrina, un museo da visitare che offre dei servizi, oppure se vogliamo che Venezia sia una città. Ecco, ci sia questo recupero dell'uomo al centro delle relazioni nella città. E la guerra è la conclusione di tanti errori precedenti. Gli errori, la verità e l'errore non si dividono mai esattamente a metà. Questo non vuol dire che non ci sia un aggressore e ci siano degli aggrediti. Ci sono certamente degli aggressori che hanno un nome, hanno un cognome, e ci sono degli aggrediti. Le famiglie veneziane, la povertà, il caro bollette, come vede la situazione in Padova? Questa è una grande preoccupazione, perché come si dice piove sempre sul bagnato, quindi chi sta bene sarà toccato marginalmente da questa crisi. Chi invece arrivava a fatica al budget familiare mensile, o chi non arrivava già a questa gestione del budget familiare mensile, sarà profondamente toccato. Noi lo vediamo nei nostri punti Caritas, nei nostri centri d'ascolto. E un auspicio del Patriarca per l'anno che ci sta davanti? Che sia un anno in cui quei problemi insoluti a livello di territorio, a livello di città, a livello di politica internazionale, qui evidentemente penso, alludo alla guerra, possono trovare l'inizio almeno di una soluzione vera e seria. E adesso invece il messaggio ai fedeli del Vescovo di Padova. Da questo luogo, che è l'altopiano di Asiago, che voglio presentarvi gli auguri di buon Natale e anche di un felice anno nuovo, perché passeggiando e attraversando questi ambienti viene proprio in mente l'armonia con la natura, la bellezza della natura, delle montagne, e come vedete c'è anche la neve. E in questo tempo in cui si parla di crisi ambientale credo che sia importante lasciarci affascinare dalla bellezza della natura quando viene rispettata e viene in qualche modo colta nella sua integralità e nella sua appunto bellezza. E i miei auguri quest'anno vogliono anche riguardare delle emergenze che ci hanno raggiunto, in particolare quelle dell'Ucraina, e lo faccio sollecitato dal fatto che nella messa si è potuto riprendere il segno facoltativo
lo scambio della pace come segno, scambiatevi il dono della pace, la pace come un dono. E sempre qui sull'altopiano ho ricordato quanto è avvenuto nella Prima Guerra Mondiale, di cui abbiamo da poco celebrato il centenario, e ricordando il disastro, ho visto le fotografie, ecco, questo riporta immediatamente a tutte quelle altre situazioni in cui la guerra si presenta con la sua faccia più drammatica, case distrutte, famiglie distrutte, morti da tutte le parti, e quindi questo segno della pace che viene ricordato come un dono durante la messa vorrei augurarlo a tutti voi. È una pace che è importante a livello politico, a livello internazionale, ma che noi vediamo come grande dono anche nelle nostre relazioni interpersonali. Quante volte nelle nostre famiglie e anche nelle nostre relazioni di amicizia o nei luoghi di lavoro ci sono incomprensioni, ci sono silenzi che diventano molto assordanti, distanze che sembrano invalicabili e che richiamano quasi come un sogno la pace. Il mio augurio allora vorrebbe essere proprio questo, che il Natale e anche il primo dell'anno, che tra l'altro viene celebrato da anni come festa della pace, aiuti ciascuno di noi a fare i propri piccoli passi. La pace nasce se mettiamo insieme i nostri desideri personali di pace, il nostro impegno, i nostri sogni di pace. E se tutti insieme vogliamo la pace, il Signore ci farà questo dono anche per il nostro mondo. A tutti vorrei porgere quindi un sentito augurio di buon Natale, di buon anno nella pace del Signore. E le aziende guardano al prossimo anno, sperano con fiducia ad un segno positivo nel 2023. Una realistica e positiva fiducia nel futuro, con il coraggio che continua a caratterizzare gli imprenditori veneti e padovani, è un 2023 con segno più quello che attendono le piccole e medie imprese aderenti a Confapi. Ci sono cose che sono state programmate nel 2022 e che andranno avanti anche nel 2023, dipende naturalmente dai settori diversi, e ci sarà molto probabilmente un iniziale non rallentamento ma partenza rallentata, perché ci sono ancora molti dubbi per quanto riguarda l'inflazione, ci sono tutte le perplessità per quanto riguarda il costo delle materie prime e poi lo stop sostanziale che c'è stato in precedenza, anche legato alla mancanza di materie prime ma anche di semilavorati, ha fatto sì che alcune cose fossero rallentate. La svolta è attesa per la primavera un po' in tutti i settori, dal meccanico alla vocazione del territorio al turismo e ai servizi alla persona. Le preoccupazioni restano del costo dell'energia e all'inflazione, ma il 2023 dovrebbe lasciarsi alle spalle le conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Questa guerra e tutti i danni che poteva fare, purtroppo intendo sul piano economico, perché quelli sulle persone sono un disastro e continueranno. Di fatto li ha già espressi tutti, la carenza di materie prime viene in qualche modo equilibrata dai nuovi equilibri mondiali e quindi noi dovremo andare incontro ad un periodo che dovrebbe via via rasserenarsi passo dopo passo, o almeno è quello che ci auguriamo. L'Associazione Veneziana Albergatori ha nominato la sua nuova giunta che affiancherà il riconfermato presidente degli albergatori Vittorio Bonaccini. Secondo gli addetti ai lavori sta per concludersi un 2022 che è stato strepitoso, l'anno della ripartenza. È stato rinnovato il vertice dell'Associazione Veneziana Albergatori. Per gli albergatori lagunari è stato un 2022 da incorniciare l'anno della vera ripartenza. L'Associazione Veneziana Albergatori ha nominato la nuova giunta che affiancherà il presidente riconfermato Vittorio Bonaccini ed è stato lo stesso Bonaccini a snocciolare i nomi della sua squadra. Questo è un normale avvicendamento che avviene all'interno di qualsiasi associazione e che proietterà l'AVA verso il prossimo quadriennio. Poi, attraverso il nostro TG, a voi e alla vostra famiglia i miei migliori auguri personali e quelli dell'Associazione Veneziana Albergatori.
E a proposito di festività natalizie, come spiega il direttore dell'associazione Claudio Scarpa, sarà un capodanno col botto a Venezia. Tra il 10 e il 20% degli alberghi hanno chiuso in questo periodo perché è il periodo della bassa stagione, però avremo una fiammata importante a Capodanno e già le prenotazioni stanno giungendo, è assolutamente positivo. Stanno giungendo anche le prenotazioni per Carnevale e quindi possiamo dire che da Carnevale la stagione dovrebbe riprendere positivamente. Veniamo da un anno strepitoso e probabilmente l'anno prossimo seguirà questo 2022 che incorniciamo come l'anno della ripresa. Si va verso la normalità assoluta. Venezia torna ad essere una grande capitale del turismo. Rallenta invece lo shopping natalizio. A Padova si registrano vendite in calo rispetto al 2021. Inflazione e caro bollette hanno contribuito purtroppo a frenare le spese natalizie. I padovani, preoccupati per l'aumento dei costi quest'anno per Natale, hanno speso meno rispetto al 2021. Un dato emerso dall'indagine dell'Osservatorio economico di Confesercenti del Veneto Centrale, che tradizionalmente analizza l'andamento delle spese natalizie. Circa un terzo dei commercianti padovani ha rilevato un calo. La situazione ha pesato soprattutto per i negozi di piccole dimensioni, sovraccarichi di spese e oneri fiscali. Questo è frutto di un insieme quasi di un combinato disposto che nasce dal Covid, dove col Covid non dimentichiamo la cassa integrazione, non dimentichiamo tutta una serie di sacrifici economici importanti e dove c'è stata già una prima erosione dei risparmi. Un secondo momento difficile e determinante è stato la crisi energetica che ha portato a una crisi economica dovuta all'innalzamento dei costi energetici e anche là c'è stata un'ulteriore erosione dei risparmi e di quando le famiglie avevano potuto nel corso degli anni mettere da parte, per cui oggi purtroppo abbiamo una situazione di difficoltà abbastanza importante. I nostri commercianti la rilevano, la sentono. Il budget che i padovani hanno destinato ai regali di Natale quest'anno è calato del 20%, che si traduce in circa 40 euro in meno rispetto all'anno scorso. I padovani comprano sempre di più grazie all'e-commerce, preferendolo rispetto alle botteghe e negozi, soprattutto per gli acquisti non alimentari. Finché non si metterà definitivamente fine allo squilibrio autorizzatorio, allo squilibrio fiscale esistente fra l'e-commerce e i negozi tradizionali, credo che sarà molto difficile. Noi lo chiediamo con una certa forza e di equiparare e chiudere questa concorrenza assurda, sleale che si è determinata. L'andamento di questo Natale ha testimoniato dunque il sentimento di preoccupazione e incertezza che potrebbe caratterizzare anche l'inizio del 2023 e il periodo dei saldi previsti come sempre a gennaio. Qualche debole segnale positivo invece è arrivato dal settore turistico e ricettivo, grazie al boom di presenze registrate durante il Ponte dell'Immacolata a Padova e alle Terme. E allora sentiamo quanto hanno speso i veneti per i regali di Natale. Che cosa avete comprato? No, dobbiamo scambiarli, li abbiamo già comprati, quindi non posso dire niente, se no sanno. Soprattutto per i nipotini, marito, figlie. Prodotti per il corpo e cose utili per i ragazzi, felpe, tute. Per la famiglia e alcuni amici ho fatto i regali. Alla mia famiglia e ai miei più cari amici. Sicuramente alla fidanzata, poi alla mamma, alla sorella, eccetera. Io regali quest'anno con calma, devo decidere cosa regalare prima ai miei parenti e poi a tutti gli amici, giustamente è importante prima la famiglia, poi il resto. Famiglia, amici più stretti e magari anche qualche collega, alcuni colleghi. A tutti, alla mia famiglia d'origine e alla mia famiglia attuale, e ai miei suoceri e alle mie cugine. Un po' a tutti, un pensierino, un po' a tutti, il pensiero che conta. Non tanta roba, come anni fa. Sì, quest'anno un po' diverso. In genere un libro o due arriva a Natale, sì. Io alle mie nuore o 3 nuore regalo sempre profumo. Secondo lei c'è molta gente che fa regali di Natale quest'anno? Credo meno del solito.
po' più che altro forse la gente li fa, ma con budget più ridotti. Quanto spenderà in tutto? Non ne ho la minima idea, ma sicuramente tanto, come ogni anno. Rispetto all'anno scorso un po' di più. Di più dell'anno scorso, perché lo scorso anno eravamo in una situazione un po' difficile, invece quest'anno festeggiamo finalmente. Non lo so, vedrò, insomma, dai, non troppo, però circa, non lo so, non si dice mai il prezzo, neanche i soldi, dai. Devo ancora finire, però stiamo sui 300 per il momento. Però devo finire, poco poco. Per la mamma ho speso abbastanza, per il ragazzo abbastanza, per le amiche normali, niente di che, insomma, pensierini. 100 euro, non ci sono risorse purtroppo, bisogna pensare alle cose più obiettivi per il Natale. Siamo vicini ai 100, più o meno. Alla fine ho speso come tutti gli altri anni. Ma avete deciso di farli però? Certo, bisogna, perché anche noi aspettiamo i regali. E adesso una storia di Natale che arriva da Tre Baseleghe e che scalda i cuori. Ricorda tutto, perché sono quelle cose che ti lasciano qualcosa di ricco anche dentro, perché hai visto tanta generosità. Generosità e amicizia sono i sentimenti che accompagnano i ricordi di Laura Visentin, residente di Arquà Polesine. Nel 1951, durante l'alluvione che colpì quella zona del Rodigino, insieme alla sua famiglia venne sfollata e ospitata dal comune di Tre Baseleghe, che aveva messo a disposizione degli alloggi. A distanza di più di 70 anni, Laura ha scritto al sindaco del comune dell'Alta Padovana per ringraziare ancora una volta di quell'ospitalità così genuina che le fece dimenticare la sofferenza di quei mesi da sfollata. Si ricordava degli amici con cui aveva giocato, della famiglia che l'aveva ospitata, del segretario comunale che andava a controllare che i pasti fossero sufficienti e buoni per questi sfollati, e quindi mi ringraziava di questa esperienza vissuta nella sua infanzia, in mezzo a una tragedia, ma con la positività della solidarietà che ha incontrato a Tre Baseleghe. E noi abbiamo pensato bene di invitare Laura e di dedicarle una serata, a lei e a tutti gli abitanti del Polesine che avevano vissuto quella tragedia, proprio ricordando il fatto dell'alluvione. Per questo la prima cittadina Antonella Zoggia ha invitato Laura, che è stata protagonista di una serata di grandi emozioni a Tre Baseleghe, e a sua volta ha fatto visita alla famiglia Visentì ad Arquà Polesine. Un momento per rivivere l'alluvione del Polesine, ma anche e soprattutto la grande generosità della gente veneta. In questo giorno di Natale un appuntamento speciale con i vostri presepi. Vediamo le creazioni di Alex, Asia, Nicole, Fiamma e Riccardo da Trevignano, Arianna Colombana di Fonte, Aurora di Carità di Villorba, Iago e Gea Avanzi di Susegana, Bruna Migotto di Oderzo, Camilla e Alice Bortolin di Valdobbiadene, Claudio Contarin di Monigo, la famiglia Favero di Spinea, Fabio e Daniela Feltrin di Treviso, Francesco Ghiani di Treviso, Gaia, Edoardo e Alessandro Bisetto di San Biagio, e ancora Gerardo Biscardi di Riese, Gianni Dollini di San Donà di Piave, Giuseppe Biscaro di Lancenigo di Villorba, Irene Zampin di Caselle di Altivole, Maria Vittoria, Massimiliano e Pietro insieme ai nonni di Fanzolo, Elvio Martin di Breda di Piave, Piero Bruniera di Lovadina di Spresiano, la parrocchia di Cappella di Scorzè, Roberto, Elisa, Matilde e Lorenzo di Mestre, Roberto Martin di Treviso.
Ed è davvero tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie ancora per averci seguito e di nuovo buon Natale. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Anche nella giornata di Santo Stefano sarà l'anticiclone a dominare, con un clima poco invernale e insolitamente mite e uggioso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo nuvoloso con nubi basse e nebbie anche fitte, specie sulle zone di pianura ma anche nelle valli. Nel pomeriggio si dissolveranno parzialmente ma localmente continueranno a ridurre la visibilità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 9 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo possibili nebbie in pianura, molte nubi e cielo decisamente grigio. Non si escludono anche dei piovaschi sulle zone orientali della regione. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà coperto e nebbioso sui settori meridionali, maggiori schiarite invece altrove. Temperature minime intorno allo 0-3 gradi, massime sui 4-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.